Voi lo sapete cosa sono i social network? No, E lei? social network, sento sempre parlare però non lo so, non lo so proprio. Guardi, Comunque guardi, ci sono più parole inglesi che parole in italiano ormai. Perché... Si può vivere anche senza social network, ma sono sempre meno i trevigiani che lo fanno. La comunità virtuale che si forma tramite la condivisione di informazioni attraverso computer e telefonini è oramai un fenomeno diffusissimo e trasversale alle fasce sociali e anagrafiche anche a Treviso. Per informarmi, per stare in contatto con diverse persone con cui sono in contatto. Solo per giocare? Quindi non per informarsi, informazioni di servizio non preferisce? No, assolutamente. L'unico tempo che passiamo davanti al computer, oltre dopo il lavoro, è un po' di svago, sì. Ma anche tra chi apprezza e frequenta i social network prevale la consapevolezza di uno strumento dalle enormi possibilità, ma che deve essere utilizzato con cura, prestando attenzione per esempio alla propria privacy o riservandosi di valutare la veridicità delle notizie che corrono in rete. Come tutta la tecnologia dipende dall'uso. dico, il bisturi in mano a un bravo chirurgo mi fa una perfetta operazione, in mano a un criminale succede quel che succede. Si può utilizzare per informarsi, però bisogna anche sapere che passa un po' di tutto. È un strumento che toglie un po' la tua privacy e non è un vero strumento di discussione tra la gente. Io sono ancora per il contatto fisico. L'attenzione si concentra poi soprattutto sull'uso dei social network, a volte giudicato eccessivo da parte dei giovanissimi, un argomento delicato su cui le opinioni divergono. Sicuramente esagerato, poi dipende dalla maturità di ciascun ragazzo, quindi dipende da parecchie cose. Bisogna educarli, credo, all'uso di queste cose, ma fino ad abbastanza piccoli. Cioè più piccoli li abitui, più sanno difendersi e usarli. Se no dopo sono come dei deficienti quando sono adolescenti e bevono tutto.